Cari telespettatori, siamo ritornati con voi anche quest'oggi e abbiamo il piacere di avere con noi in studio Alberto Capuzzo, che è il direttore di Venezia Opportunità, azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia. Vi spiegheremo bene il suo ruolo quest'oggi. Vogliamo parlare di opportunità strategiche per, come sempre, per poter cercare di trovare delle vie di uscita alla crisi attuale per il territorio dell'area veneziana, ma poi voi sapete che tutto quanto quello che si è spunto da un territorio può essere esteso anche al resto. Vediamo di iniziare con il nostro ospite ben arrivato, grazie di essere qui Buongiorno. con noi, capire anche che cosa sta facendo, qual è il ruolo di Venezia Opportunità e in modo correlato della Camera di Commercio di Venezia. Perché? Perché è stata la notizia un po' poco prima dell'estate di questa drastica riduzione delle Camere di Commercio, sì, il Presidente del Consiglio Renzi che aveva sostenuto la loro non utilità, insomma c'è stata un po' di confusione. È tanta confusione, un po' Usiamo di il termine allarme, giusto, con un po' di confusione però su poi di questo. fatto le notizie che sono trapelate anche a chi ci ascolta, ai cittadini, non sono state per nulla chiare e alla fine non hanno capito molto, ma anche i piccoli imprenditori coinvolti non hanno chiara la vision di che panorama si va a configurare, cosa fanno e cosa servono poi le Camere come Venezia Opportunità, che è un'azienda speciale di una Camera di Commercio che è Chiaro. di Venezia, non stiamo parlando dell'ultima delle città, anzi di una regione come il Veneto. Intanto le Camere di Commercio, che sono enti pubblici con circoscrizione amministrativa della provincia di riferimento, a oggi ce n'è una per ogni provincia, quindi sono 104. È giusto dire che sono degli enti territoriali i quali funzionano esclusivamente con le risorse che provengono dal territorio, perché sono le risorse derivanti dal diritto annuo che viene versato dalle singole imprese di riferimento della propria provincia. Non ci sono quindi trasferimenti di carattere statale alle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio poi ribaltano le risorse che hanno attraverso investimenti sul territorio nel proprio territorio di riferimento. Quindi nella prima formulazione, nell'attuale formulazione, il taglio del 35% del diritto annuo e quindi delle risorse di cui le Camere di Commercio dispongono per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% nel 2017, significa un taglio netto di queste risorse che nel nostro caso, nel caso di Venezia, significa più di qualche milione di euro di risorse che non ritornano più nel territorio, o meglio, diremo più precisamente, rimangono, quota parte, nelle tasche e nella disponibilità delle singole imprese. Quindi gli imprenditori versano di meno a questo punto. Sì, c'è da dire questo, c'è da dire che mediamente un il diritto annuo di un'impresa varia da un minimo di 88 euro dell'impresa individuale, quella più, diremo, quella di dimensioni più limitate, al massimo che versava la Fiat, che erano circa, versava, dico, quando ancora era in Italia, che erano 40.000 euro. Però il dato medio si attesta intorno ai 120 euro, il che significa che il 50% di diritto annuo in meno di un'impresa si trasforma in circa 60 euro che rimangono in più all'anno a ciascuna impresa. È ovvio che cumulati con un numero rilevante, a Venezia sono circa 100.000 le imprese che ci sono, dà la possibilità di avere una serie di risorse che vengono investite dalla Camera, principalmente nell'aiuto al credito oppure nelle attività di carattere promozionale, che generano un volano estremamente interessante e importante, che quindi va al di là di quelle piccole somme che vengono investite. Ecco, ma quindi il danno viene ad essere anche per i singoli imprenditori? Nella misura in cui tutta una serie di iniziative che fino adesso sono state portate avanti sono messe un po' in difficoltà da questo tipo diremo, di provvedimento. Ripeto, era assolutamente necessario anche è assolutamente necessario andare a una riorganizzazione di quello che è tutto quanto il panorama degli enti pubblici. Tant'è
che primo caso in Italia, le Camere di Commercio di Venezia e la Camera di Commercio di Rovigo a oggi, perché è già stato firmato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, il decreto ministeriale, si sono fuse in un unico ente che farà delle sinergie e soprattutto dei risparmi di carattere economico nella gestione assolutamente rilevanti. Però diremo una riduzione del 50% nell'arco di 3 anni sicuramente avrà un impatto, per esempio, che è il dato più importante, sul grosso aiuto che veniva dato dal sistema camerale al sistema dei fidi, dei consorzi fidi, che sostenevano in un momento come questo le difficoltà anche di liquidità di tutte quante il sistema imprenditoriale, dall'artigianato al commercio e anche in parte all'industria. Quindi questo potrebbe essere anche rilevante, però visto anche dal cittadino che magari non è addentro a determinate dinamiche, ma anche piccoli imprenditori, voi avete fatto questa fusione importante, Sì. c'è l'azienda speciale anche per Rovigo, come c'è per Venezia, eccetera. E uno dice, ma allora perché non viene fatto a livello regionale? Allora, sì, infatti questo sul tavolo della discussione, perché c'è un disegno di legge in questo momento al Senato, alle commissioni, che all'interno della riorganizzazione della pubblica amministrazione, nel quale c'è un capitolo apposito anche legato alle Camere di Commercio, ed è in discussione questo tipo di riorganizzazione, che naturalmente però deve partire anche da quelle che sono delle esigenze territoriali, perché insomma, Camere di Commercio come quelle venete, sto parlando di Padova, parlo pure di Vicenza oppure anche di Verona, che hanno un numero consistente, siamo oltre le 100.000 aziende per provincia, hanno delle dimensioni che sono già delle dimensioni importanti e che sono in grado di essere economiche. Quando dico questo significa che sono in grado di avere un'incidenza di costi di gestione piuttosto bassa in relazione alle risorse che possono utilizzare e che possono poi riversare sul territorio. La grossa scommessa e grossa attività che si sta facendo adesso è quello in tutta quanta l'Italia di passare grosso modo dalle 104 Camere di Commercio che attualmente ci sono a una situazione definitiva che probabilmente non potrà andare oltre le 50-60 Camere di Commercio. Ma c'è la volontà, non so se sia possibile dire politica o di che altro tipo, di fare un accorpamento come quello che è stato in Veneto? Noi possiamo Perché dire... qui c'è sempre la tendenza ad andare un po' più avanti, no? Dopo gli altri restano indietro e noi come sempre paghiamo per gli altri, no? questo è un rischio che si può correre. D'altra parte la situazione attuale è tale per cui insomma, aspettare che qualcuno faccia il primo passo per poi adeguarsi è sempre estremamente pericoloso. E da questo punto di vista bisogna dire che gli amministratori sia di Venezia, delle imprese di Venezia e sia di Rovigo sono stati assolutamente lungimiranti, perché ricordo che le delibere dei 2 consigli sono state prese al 30 di luglio, quindi 3-4 mesi fa, che è il momento nel quale il territorio ha deciso di fare questo tipo di operazione. In un momento nel quale diremo sono stati antesignani di quello che sarà la strada Sì, che necessariamente bisognerà imboccare. Per il personale c'è riduzione del personale in atto? No, non è prevista una riduzione di personale, è previsto che nel riaccorpamento e nella riconfigurazione delle attività che vengono fatte ci sono una serie di pensionamenti e altre, diremo fuoriuscite normali che non verranno reintegrati e che si trasformano necessariamente nell'arco dei prossimi 3 o 4 anni, perché questo è il business plan che è stato fatto, porterà a una cospicua riduzione del personale e quindi un alleggerimento dei costi, in virtù appunto di quelle sinergie che si fanno e si fondono assieme uffici, insomma. Infatti. Azienda speciale della Camera di Commercio, sì. Ovvero braccio operativo della Camera di Commercio, perché le aziende speciali sono delle strutture interne alla Camera di Commercio che sono dotate di una propria autonomia fiscale,
ma dipendono, come nel caso di Venezia Opportunità, in tutto per tutto dalla programmazione della Camera di Commercio, per cui è uno strumento operativo per arrivare a realizzare sul territorio una serie di iniziative di cui la Camera di Commercio si dota, al pari di altre. Esatto, per esempio quali sono le iniziative? Per esempio, nel nostro caso, quello che la Camera di Commercio ormai da 10 anni ha assegnato anche di più alla sua azienda speciale, è l'attività da una parte di marketing territoriale, ovvero di investimenti sul territorio, e dall'altra parte tutte le attività legate alla nuova impresa, al rapporto con le start-up, che adesso sono molto di moda, ma di cui noi ci occupiamo ormai da parecchio tempo, e soprattutto poi i rapporti con la scuola e il mondo lavoro-scuola. Quindi un ponte tra il mondo della formazione della scuola e quello del lavoro, oppure qualcosa di diverso? Perché di questo si parla tanto spesso, più che mai adesso, no, che c'è questo problema anche di entrata nel mondo del lavoro, di contatto. Si dice che la scuola o l'università non sia preparatoria idonea per il mondo del lavoro, le imprese che lamentano questa mancanza di utilità dei giovani in virtù di una preparazione ricevuta. Voi costituite un ponte di passaggio che fa qualcosa? Più che ponte di passaggio, proprio siamo reduci in questi giorni anche da dei rapporti consolidati e molto stretti, perché questa è una delle chiavi di volta della questione, cioè riuscire a creare dei legami tra i soggetti che si occupano ciascuno delle proprie attività. Sto parlando di un protocollo d'intesa che abbiamo firmato la settimana scorsa tra Ca' Foscari, quindi mondo dell'università, Comune di Venezia dall'altra parte che metteva a disposizione in questo caso una serie di immobili, e Camera di Commercio attraverso Venezia Opportunità che metteva a disposizione tutti quei servizi istituzionali, quindi vuol dire non a pagamento, a supporto di chi ha un'idea e la vuole trasformare in un'attività imprenditoriale. La questione è proprio mettere in sinergia, perché l'università deve fare la propria attività, che è quella di formare degli studenti. C'è un gap, questo è inevitabile, di esperienze che gli studenti hanno e stanno facendo proprio in ordine alle attività lavorative, perché li preparano anche ad essere, diremo, confrontarsi poi col sistema imprenditoriale, perché più delle volte accade che credono di essere valutati solo e esclusivamente per quelli che sono i loro percorsi scolastici che hanno fatto, anche magari brillanti, estremamente brillanti, e si accorgono poi che gli imprenditori, quando si siedono in fronte l'uno all'altro, li valutano su quello che loro sono, quelle che vengono in termine tecnico chiamate le competenze trasversali, ovvero la capacità di essere flessibili. E quando parliamo di flessibilità non significa accettare delle formule contrattuali le più disparate, no, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della capacità di adattarsi proprio anche caratterialmente a lavorare in gruppo, a essere inseriti in gruppi, dal momento che l'80% delle imprese nel Veneto è fatto di strutture che hanno meno di 10 dipendenti. Quindi questo significa che nuovi inserimenti all'interno di strutture così piccole determinano degli equilibri che non sono facilmente gestibili. Ecco, questo è uno degli aspetti più importanti, che non acquisisci solo sui banchi di scuola, ma devi fare anche strada facendo con esperienze di lavoro, anche quelle più piccole, più umili, ma ti portano a contatto con il mondo del lavoro, che è quello poi che ti troverai a E che voi che cosa fate da questo punto di vista? Da questo punto di vista noi facciamo dei percorsi dove abbiamo o forniamo le persone che hanno delle idee e che vogliono costruirci sopra un'attività di carattere imprenditoriale, delle informazioni estremamente pratiche. Quindi significa non corsi di centinaia di ore, ma sono 3 giornate, non di più, nella quale forniamo loro delle nozioni che sono immediatamente spendibili. Cioè facciamo degli esempi concreti per chi ci ascolta. Per esempio, uno ha un'idea imprenditoriale, nel senso la più disparata, deve verificare se sta in piedi, deve verificare alla luce dei fatti, alla luce anche del mercato in cui va a mettersi, se questa idea ha una percorribilità. Quindi, nel settore dove vai a sviluppare la tua attività, che tipo di
Prospettive, prospettive ci sono. Chi sono i tuoi concorrenti? Dove sono posizionati? Qual è il tuo fabbisogno economico? Quello che viene riassunto all'interno di un business plan. sì. L'importante è che se lo facciano loro questo, perché è una cosa che devono fare loro, perché devono capire loro quelli che sono i margini e la vera potenzialità della propria attività. Come rispondono a Rispondono. queste provocazioni? Perché sono Allora, provocazioni. rispondo io a questo, Sì. nel senso di dire che per noi è un obiettivo importante sia accompagnare taluni che hanno delle ottime idee ad aprire un'attività, quanto dissuadere qualcun altro che ha delle idee un po' meno diremo, strutturate ad aprire un'attività che inevitabilmente andrebbe incontro a dei risultati, usiamo un termine eufemistico, poco positivi. Ecco. Siccome in questo momento è già difficile, in un contesto economico in cui siamo, diremo, fare un'attività di impresa, è importante, assolutamente importante, partire sapendo quantomeno quanto uno rischia. Perché quello che spesso e volentieri non è chiaro è che fare impresa significa rischiare e questo è ineliminabile. Non c'è impresa senza rischio. L'importante è capire quanto uno rischia e quanto è disponibile a rischiare e se ha il carattere che gli permette anche di sostenere quello che è legato al rischio. E qui ho detto un'altra cosa importantissima, che è un'altra chiave di volta. Come fa a capire chi si cimenta, anche giovane, in un'attività imprenditoriale, oppure anche molti, rispondendo a diverse mail che purtroppo sono arrivate, dico purtroppo perché raccontano storie di chi si è nell'attività indipendente, ancora giovane comunque, si è buttato in un'attività in proprio, anche di carattere commerciale, ha aperto un classico bar, ristorante, attività di qualsivoglia genere ed è finita malissimo nell'arco del breve periodo, rendendosi conto che bisogna avere un certo tipo di intraprendenza, di carattere, di spirito, no? che lo scopri però solo facendo, però la caduta poi è molto dura. Come si fa? Come si fa? Intanto intanto cercando di mettere queste persone di fronte a questa problematica. Scoprirlo poi è sempre un problema. Sì, coinvolge anche le famiglie molte volte. Perché ogni volta che si chiudono queste situazioni hanno sempre uno strascico che è pesante sia in termini economici da una parte e soprattutto in termini relazionali dall'altra, perché uno prima di chiudere chiaramente sperimenta o percorre tutte le strade e non sempre purtroppo sono delle spirali verso il basso. Allora, ogni volta che si chiude una situazione del genere è un momento di instabilità per un territorio e anche per una società in genere. È esattamente questo il nostro obiettivo, quello di metterli di fronte a queste problematiche, perché fare impresa non è da tutti e non è per tutti. E allora, come dicevo prima, se uno rischia, se uno capisce quali sono i suoi punti deboli, cerca anche di capire quali sono le possibilità che ha e soprattutto a che cosa più o meno va incontro. Poi la realtà è quella che si incontra tutti i giorni, però l'importante è avere un quadro di quella che è la situazione, quadro che non ti viene fornito né a scuola perché ha una missione diversa, il mondo scolastico e il mondo dell'università, e che scopri solamente facendo un'esperienza. Ecco, noi cerchiamo di dare questo spaccato con dei dati importanti, con dei dati immediatamente e poi ognuno insomma, con le proprie gambe fa la propria strada. Allora, adesso ci sono altri temi, anche il marketing territoriale che è proprio strettamente correlato, però abbiamo la pubblicità. Prima della pubblicità solo una domanda, ci sono proprio di quest'oggi notizie di una leggera forse ripresa. Secondo voi, come Camera di Commercio, Venezia Opportunità, ci sono dei segnali in questo senso o è presto o è una forma di propaganda dirlo per rasserenare gli animi? Cosa sentite dal territorio? Allora, il territorio in questo momento qua è estremamente in difficoltà. Possiamo dire che gli unici che in qualche maniera si possono, diremo, hanno sofferto meno, usiamo il termine, hanno sofferto meno, sono quelle imprese che in qualche maniera sono riuscite
a internazionalizzare, cioè ad allargare un mercato che non si basasse solo esclusivamente sulla domanda interna, che purtroppo è quella che conosciamo dagli ultimi anni a questa parte. Quindi chi ha allargato il proprio bacino e che è riuscito ad allargare, aveva delle produzioni che si prestavano anche a questo, diremmo che in questo momento ha sofferto, riesce un po' a sostenere la crisi. Assistiamo anche a degli tentativi di aggregazione, questi sono estremamente importanti, per riuscire ad avere sia delle produzioni in termini di qualità ma anche di quantità che possano posizionarsi su mercati più ampi che non siano quelli Sì, di casa nostra. infatti. Quindi comunque c'è un qualcosa che deve cambiare, un meccanismo che deve cambiare. Cioè, se si parla di ripresa, le aziende comunque il passo in là devono farlo, Beh, cioè il passo insomma, oltre il confine io praticamente. penso che sia inevitabile pensare che se un certo sistema e una certa modalità ci ha portato a un momento di crisi come quello che stiamo vivendo ormai da 7 anni, è anche chiaro che una ripartenza non può essere su quei presupposti, ma deve essere su modalità diverse che incrocino altre attività. Questa è la scommessa, però sicuramente quello che sarà, non sarà la ripartenza sui presupposti del passato. Certo. Certamente, anche non volendo, ma la modalità di consumo, la modalità anche di acquisto e la modalità anche di rapporto con l'esplosione del web e quindi di tutto quello che è utilizzabile nel web, diremo sta radicalmente cambiando le modalità anche di fare impresa. Lo vedremo nei prossimi tempi, sarà da qua che si ripartirà. Infatti sì, un po' capire anche le nuove sfide, anche quali potranno essere, tra l'altro, perché adesso Assolutamente sì. c'è stato adesso l'estero che si è ripreso prima di altri, per cui è una nuova sfida, però vedere anche se poi l'innovazione è sostenibile per le nostre imprese, che è un altro aspetto molto molto importante e interessante, e l'alta qualità, che adesso non se ne parla di nuovo, e quindi vedere se puntare alla qualità ad alto livello, quindi con una manodopera senza dubbio che è anche più cara, eccetera, per un target medio-alto che però qui sul territorio non c'è, può essere un'altra sfida. Adesso vedremo un po' di capire insieme. Pubblicità.